La questione della violenza sulle donne non è un problema femminile, è un problema della società tutta. È molto importante cercare di cambiare la cultura che abbiamo, perché quando si parla di patriarcato sembra una parolaccia, no? Ma è una definizione della cultura che si vive quotidianamente in questo paese. È molto difficile per una categoria privilegiata rendersi conto di essere privilegiata. Per questo la parte maschile di questa società non si rende affatto conto, nella stragrande maggioranza dei casi, che essere donne diventa un handicap. Molto spesso. Diventa un handicap perché ci si chiede cose che agli uomini non vengono chieste. Le donne sono pagate mediamente di meno per fare le stesse mansioni. Le donne hanno un carico lavorativo doppio rispetto a quello dei maschi, perché di solito sulle donne ricade la cura della casa, dei figli, dei parenti, quindi il carico lavorativo e la fatica mentale è doppia. E prendono di meno, hanno meno garanzie, sono più soggette alla povertà. Culturalmente c'è una repressione culturale serpeggiante. Il gap scientifico, per esempio. Le ragazze sono mediamente molto più brave dei maschi alle superiori. E non solo nelle materie letterarie, ma anche e soprattutto nelle materie scientifiche. Però al momento dell'iscrizione all'università le facoltà scientifiche sono scelte in percentuale da molte meno donne. Anche questo è un gap culturale. Si viene spinte verso professioni di cura. Per cui quindi la lei dice maestra, che non è più la volontà singola a prevalere, ma quella della società. È un'aspettativa della società. È un'aspettativa della società. E l'aspettativa della società riflette la cultura della società. Quando si parla di patriarcato si parla di questo peso di aspettative che ricade sulle donne e che è di matrice culturale e che dovrebbe essere cambiato e che è la radice profonda da cui vengono fuori fenomeni terribili come quelli della violenza domestica e del femminicidio.